In 15.000 dal Veneto al corteo pro-Palestina a Marghera, obiettivo bloccare il porto da cui partono armi per Israele. I manifestanti avanzano verso i cancelli e la polizia in assetto antisommossa li respinge con gli idranti. Il negozio rimarrà chiuso per problemi familiari, così il cartello affisso al panificio di Marostica gestito da madre e figlio legati e picchiati in casa da una banda di rapinatori e caccia ai banditi. Arrestato dai carabinieri a Riese Pio X un 44enne che ha palpeggiato per strada una 14enne, le amiche intervengono e la salvano dal maniaco. Tragedia a Trissino nel Vicentino, nel cuore della notte, un uomo cade dal terrazzo, batte la testa e muore, sarebbe precipitato accidentalmente durante una lite. Forti temporali e possibili frane, decretata dalla Protezione Civile del Veneto l'allerta arancione da domani a mercoledì, sala operativa di Marghera aperta da domani mattina. Il post Pontida non risolve le tensioni interne al Carroccio Veneto, moderati freddi con l'estremismo di Vannacci, unico punto di accordo la battaglia per la guida leghista della regione. La Fondazione del Teatro La Fenice ha annunciato la nomina del maestro Beatrice Venezzi come nuovo direttore stabile. Lei da Bangkok, dove dirige Placido Domingo, commenta: è un grande onore. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e vediamo quindi ora che cosa è accaduto oggi a Marghera, una situazione che abbiamo seguito in diretta a partire dalle 10 di questa mattina. I momenti di maggior tensione si sono avuti quando la polizia ha azionato gli idranti per fermare il corteo di manifestanti. Vediamo. Siamo qui oggi per impedire l'accesso delle merci, delle armi che da questo porto transitano e vanno verso Israele. Staremo qui ad oltranza in modo da bloccare il più possibile il flusso delle merci, non abbiamo nessuna intenzione di muoverci. E così circa 20.000 manifestanti hanno bloccato il porto di Marghera per oltre 5 ore al grido di Palestina libera. Il momento di massima tensione verso le 14, quando il corteo ha iniziato ad avanzare lentamente e la polizia ha azionato 4 getti d'acqua ad alta pressione con un muro di blindati e scudi che hanno iniziato ad avanzare. Ma l'acqua non è bastata a fermare i manifestanti, mentre volano bottiglie anche di vetro, tubi di patatine, qualche ombrello rotto contro agenti e i mezzi delle forze dell'ordine, al grido di vergogna. A quel punto il corteo indietreggia, si ferma qualche metro più in là, mentre un gruppo di persone si siede per terra a bloccare un'ulteriore avanzata degli agenti che iniziano a portare via qualcuno di peso ma con scarsi risultati. I manifestanti non mollano, si siedono a terra. Noi abbiamo intenzione di fare esattamente quello che stiamo facendo e esattamente quello che abbiamo detto da quando abbiamo accolto l'appello dei portuali di Genova a bloccare i porti. Noi abbiamo detto che avremmo bloccato il porto di Venezia e così stiamo facendo dalle 10 di mattina. Ormai siamo entrati nella 5ª ora di blocco ed è quello che stiamo facendo. Con gli idranti non siamo andati via, adesso la gente si è seduta per terra, la voglia di fare questo blocco è proprio percepibile. Dopo 5 ore la gente è ancora qua e si è seduta per terra. Mi sono arrivate foto, video di gente che autonomamente si è messa a bloccare delle strade qua intorno, dei camion, quindi adesso viviamo insieme, tutti insieme, ancora con migliaia di persone che sono qua, il proseguo di questa straordinaria giornata in mobilitazione. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una partecipazione simile, nessuno, è oltre ogni proprio previsione, ma nostra ma anche da parte della guida. Verso le 15:30, forse complice la pioggia battente, i manifestanti hanno iniziato a lasciare il porto, mentre tra via dell'elettricità e via delle macchine i tir erano fermi da ore in attesa di poter passare. La manifestazione, proclamata da Cobas e USB ma spalleggiata anche dai centri sociali al grido di blocchiamo tutto, blocchiamo il porto, era partita alle 10 da piazzale Giovannacci a Marghera. Palestina libera dal fiume fino al mare e non ci fermeremo finché non sarà così. Tra i presenti anche rappresentanti delle istituzioni. C'è una forte coscienza, oltre che una grande e diffusa sensibilità a Venezia, credo in tutta la regione, ma ormai in tutto il mondo, di fronte al massacro in corso
a Gaza che fa impallidire il genocidio di Srebrenica, come tale definito a livello internazionale, e siamo qua tutti per fare qualcosa, per sfuggire al senso di impotenza che ci prende di fronte all'inerzia delle grandi istituzioni internazionali. È un popolo che in tutte le piazze, in tutta Italia, in tutta Europa prende posizione anche contro l'indifferenza delle proprie istituzioni e la complicità delle istituzioni nei confronti di Israele, che sta massacrando il popolo palestinese, che sta uccidendo bambini, donne, anziani. Con la cronaca ora andiamo a Marostica per le indagini sulla brutale aggressione subita da madre e figlio. Panettieri, sentiamo. Il negozio rimarrà chiuso per un po' di tempo per problemi familiari. È il cartello affisso sia davanti alla porta di casa che al negozio gestito dalla 79enne brutalmente aggredita e rapinata sabato sera. Siamo in via Nonis a Marsan di Marostica quando alle 8:30 di sera 2 malviventi si presentano alla porta della donna che vive con il figlio di 48 anni. Suonano il campanello e una volta che la porta viene aperta per l'anziana e il figlio inizia l'inferno. Calci, pugni, la 79enne viene legata, colpita ancora e ancora. Vogliono soldi che il figlio consegna ai malviventi, non si sa ancora l'ammontare, che si danno alla fuga lasciando le 2 vittime ferite e sotto shock. Più grave la madre, ancora ricoverata al San Bortolo di Vicenza, mentre l'uomo è stato medicato a un braccio al San Bassiano e già dimesso. Ci chiede di essere lasciato in pace, ci dice che non vuole ricordare quei momenti terribili, troppa l'angoscia che prova e troppa la paura che ha provato per la mamma, aggiungendo che spera venga trasferita prima possibile all'ospedale di Bassano. Così come non parlano le persone che risiedono vicino alla panetteria di Marsan, ma lontano da telecamera e microfono ci dicono che hanno paura, sono molto preoccupati, così come lo è il sindaco di Marostica Matteo Mozzo. Una situazione drammatica, mi dispiace naturalmente per le vittime, anzi tutta la città è vicina e auguriamo pronta guarigione alla signora e anche al figlio. Sono fatti che non si vorrebbero mai sentire sul territorio. Io spero sempre nel grande lavoro delle forze dell'ordine che riescano a dare dei frutti concreti e che si riesca a prendere questi malviventi, perché chi mette le mani addosso all'anziano sono dei disgraziati. Marostica che torna teatro di gravi episodi di cronaca dopo quanto accaduto qualche settimana fa in pieno centro in un bar dove una donna è stata sfregiata dall'ex compagno e salvata solo grazie all'intervento di una cliente. Quest'ultimo episodio è avvenuto lungo una strada molto illuminata e trafficata, non in piena notte, che preoccupa ancor più. È una situazione molto particolare e sono sicuro che le forze dell'ordine lavoreranno. Noi siamo a disposizione per aiutarli in qualsiasi modo. I carabinieri stanno seguendo ogni pista per rintracciare chi sabato sera ha avuto il coraggio di accanirsi con una brutalità simile contro una persona anziana e fragile. Ed è stato arrestato il maniaco sessuale che da qualche settimana colpiva nell'area della Castellana. 5 almeno le vittime tra i 13 e i 16 anni. C'è stata un po' di apprensione anche dalle mamme e i papà, giustamente un po' impauriti di questo fatto. Per fortuna che è stato preso, perché sennò se passava da queste parti che trovava uno di noi adulti succedeva un finimondo. Ne ha già prese, ne avrebbe preso molto di più. Bisogna proprio metterli dentro e buttar via la chiave a sta gente qua. Tira un sospiro di sollievo al Tivole dopo l'arresto da parte dei carabinieri dell'uomo che a fine agosto aveva molestato alcune minorenni tra il parco del capoluogo e la frazione di Caselle, dove nei pressi dei campi sportivi era stato preso anche a sassate da alcuni giovanissimi atleti della squadra di calcio locale, come conferma un dirigente dell'altivolese Maser. Sono stato diciamo che felice, insomma, che abbiano reagito a un fatto del genere. Significa che hanno maturità anche per farlo, si sono accorti della gravità del fatto. Al doppio agguato di Altivole ne sono seguiti altri 2 nei comuni limitrofi per un totale di 5 vittime, tutte tra i 13 e i 16 anni. L'ultimo venerdì scorso in via Abruzzo a Castelfranco Veneto con l'uomo in sella alla sua bici che ha avvicinato una 14enne per palpeggiarla pesantemente nelle parti intime. E anche in quel caso le amiche erano riuscite a metterlo in fuga e l'immediato intervento fatto tramite il 112 ha consentito ai carabinieri
carabinieri di intercettarlo e di trarlo in arresto. L'uomo, un 44enne di Castelfranco, già noto per reati contro la persona ma non di natura sessuale, è stato bloccato in via Castellana, Riese Pio X. Da settimane era monitorato con i militari che attendevano un suo passo falso. Era importante che questa cosa si risolvesse il prima possibile, anche perché i reati che aveva commesso, per i quali chiaramente adesso risulta indagato, erano comunque reati esecrabili che andavano a colpire dei minori, quindi era la necessità che andasse fermato subito, insomma. In casa i carabinieri hanno recuperato un coltello pieghevole con lama da 7 cm e indumenti riconducibili agli episodi di violenza, forse delle vittime. Accertamenti sono in corso con il 44enne che davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'arresto non è stato convalidato per mancanza di flagranza. Allo stesso tempo è stata emessa una misura cautelare per gravi indizi e pericolo di reiterazione del reato. Resta quindi in carcere. Si procede per violenza sessuale su minore. E tragedia a Trissino nel Vicentino, nel cuore della notte. Un uomo è caduto dal secondo piano del suo alloggio ed è morto. A terra, nel condominio di Via da Porto a Trissino, restano ancora alcune valigie accanto al punto esatto dove nella notte è morto Luis Alvarez, un 51enne di origini venezuelane che da qualche tempo risiedeva nel comune con la compagna. L'uomo è precipitato dal balcone del suo alloggio al secondo piano verso l'una. Una caduta di 5 metri che non gli ha dato scampo al termine di una furibonda lite che aveva allarmato i vicini. Il lancio di indumenti delle valigie ha preceduto solo di poco la tragedia, secondo le testimonianze dei vicini. E ho sentito dei colpi, dei rumori a quell'ora lì. Mia moglie si è alzata anche lei perché ha sentito anche lei. È andata in bagno, ha tirato sulla tapparella e proprio in quel momento lui... Lei ha visto la scena? Lei, mia moglie, l'ha vista. L'ha visto caduto sul prato e vabbè. Mi sono alzato anch'io e l'ho visto che era steso. Sull'esatta dinamica dei fatti gli inquirenti stanno ancora indagando, i carabinieri stanno ancora raccogliendo elementi utili, anche se sembra prendere corpo l'ipotesi di un malaugurato incidente in un momento di forte concitazione nel cuore della notte. Nel frattempo abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri ne aveva già avvisati lei di nuovo. Dopo 10 minuti sono arrivati, ha visto le valigie? Ha buttato fuori, non so, erano in 3. C'erano 2 ragazzi giovani e la compagna. Ho capito. Il motivo, posso pensare che lei voleva andare via, certo. Quello non si può dire. Fatto sta che litigavano di brutto. Resta la sorpresa e l'amarezza per le persone che conoscevano l'uomo che, anche se riservato, in quartiere si era fatto ben volere. Ma come persona, come rapporto con lui? Con noi era molto molto gentile, oltretutto ha tagliato l'erba la settimana scorsa, che ha tagliato lui l'erba che era il suo turno, dicevi di cose lui le faceva. Era una brava persona per me e dopo in casa sua non sono mai stato. Alla fine così non se l'aspettava. Assolutamente. Malore alla corsa alla piccola Sanremo, grave ciclista trevigiano 25enne. È tuttora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Bortolo di Vicenza il ciclista 25enne che è stato colto di malore durante una gara a Sovizzo, una classica tra le più rinomate del calendario dilettanti. Un arresto cardiaco poco prima del traguardo ha fermato Kevin Bonaldo, un bassanese residente a Lorient Trevigiano che indossa la maglia giallo-verde della società ciclista Padovani. Un malore improvviso avvenuto al termine della 58esima edizione della piccola Sanremo. Mentre si festeggiavano i vincitori, l'elisoccorso portava il giovane atleta in rianimazione dopo un provvidenziale massaggio cardiaco del medico di gara. Un fulmine a ciel sereno per gli organizzatori ancora ignari. Per noi è stata una doccia gelata per io come presidente e tutto il mio staff e tutto il mio direttivo del Sovizzo. Chiaramente
è stato un qualcosa di terribile che non auguriamo a nessuno. Il giovane, che ha trascorso la notte sotto costante osservazione, è tuttora sottoposto a coma farmacologico in terapia intensiva. La prognosi di Kevin resta riservata. La sua squadra domani si ferma in solidarietà del giovane atleta che avrebbe dovuto gareggiare ad una competizione nel Parmense. Il mondo del ciclismo si è stretto attorno ai familiari, centinaia di messaggi di incoraggiamento nei social. Ieri sera la situazione non era delle migliori. Oggi qualche barlume di speranza si comincia a intravedere, per fortuna. Noi come Ucciso Vizio ci siamo stretti intorno a Kevin, siamo tutti a fare il tifo per lui. Come ho già scritto su qualche messaggio, questa è la gara più importante che sta affrontando Kevin, e questa, io sono sicuro, e parlo a nome mio ma a nome di tutti, sarà la vittoria più grande di Kevin. Erano specializzati in furti su auto di grossa cilindrata i 2 quarantenni arrestati a Padova dalla polizia. In auto c'erano anche i figli a cui stavano, pensate un po', insegnando il mestiere. Viaggiavano in 4, 2 uomini di 43 anni, figli di 18 e 22, su un'auto che da giorni gli agenti della squadra mobile di Padova stavano seguendo. L'arresto tra mercoledì e giovedì, subito dopo il furto di una borsa con 1.000 euro in contanti, sottratta sotto gli occhi degli agenti dall'auto di una cinese ferma in un ristorante di via Vigonovese. L'auto si era allontanata, ma era stata subito bloccata dalla polizia, che ha arrestato in flagranza il conducente e il passeggero, 2 43 nati nel veneziano e residenti in un campo nomadi della città, e denunciato i figli seduti sul sedile posteriore che stavano per essere iniziati al mestiere. Nel veicolo, una BMW grigia, la polizia ha trovato e sottoposto a sequestro punte da trapano, martelletti, arnesi per lo scasso, mascherine e passamontagna. Secondo quanto ricostruito sinora, i 2 sarebbero gli autori di una serie di furti commessi su auto in sosta nelle ultime settimane. In particolare, il 10 settembre scorso avrebbero rubato una borsa con 20.000 euro in contanti a una cittadina cinese che stava facendo rifornimento di carburante in Corso Stati Uniti. Solo 2 giorni dopo si sarebbero invece impossessati di uno zainetto con all'interno una macchina fotografica di valore rubata a un turista olandese fermo nell'area di servizio di Limenella. Gli arrestati, dopo l'udienza di convalida, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi negli orari notturni. Meteo, mentre Lombardia e Piemonte sono alle prese con nuovi allagamenti, la Protezione Civile del Veneto ha decretato l'allerta arancione in vista dei temporali previsti nelle prossime ore. Tra la mattinata di domani e il pomeriggio di mercoledì il Veneto sarà interessato da varie fasi di tempo perturbato, con rovesci e temporali, specie tra prealpi e pianura, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi, specie sui settori centro-orientali. In considerazione di queste previsioni, la Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità arancione nelle zone Piave Pedemontano, Basso Piave, Sile, Livenza, Tagliamento, Lemene. Nelle altre zone l'allerta sarà gialla, tranne l'Alto Piave, dove sarà verde. L'avviso è valido dalle 9 di domani mattina fino alle 20 di mercoledì, e dalle 9 di domattina aprirà anche la sala operativa della Protezione Civile del Veneto a Marghera per seguire l'evolversi della situazione. La politica ora regionali e centrodestra: se il candidato governatore non sarà della Lega sarà un problema. Ieri sul palco di Pontida le parole di Zaia come chiaro ultimatum agli alleati di Fratelli d'Italia, che oggi con il coordinatore veneto Luca De Carlo rispondono così. Bisognerebbe capire un problema per chi? Per i veneti? Beh, non direi proprio. Sovrapporre il destino di un candidato di un partito con quello dei veneti mi sembrerebbe abbastanza singolare, e non credo che fosse quello che il governatore volesse dire. Il destino della coalizione? Un problema per la coalizione? Beh, direi di no. Insomma, le coalizioni di centrodestra esiste da prima di Fratelli d'Italia, ma da prima anche della Lega, e quindi non credo sia un problema per la coalizione. È un problema per la Lega? Beh, forse un problema di consensi, ma questo certo è poco importante per i veneti, e quindi credo che non sia una cosa che preoccupa particolarmente né Fratelli d'Italia e nemmeno i veneti.
E ancora la politica, perché il post Pontida non risolve le tensioni interne al Carroccio Veneto. Sentiamo. Io porto avanti i principi della Lega, ognuno nella Lega porta la propria esperienza, il proprio saper fare, ed è per questo che i partiti diventano grandi. Per un partito come il nostro, per un movimento popolare come il nostro, che nasce dopo le ideologie e orgogliosamente post-ideologico, Decima Mas non c'entra assolutamente nulla. Non ci sono stati tanti boati ieri, per nessuno. Insomma, chi era là l'ha visto. Non sono stati grandi boati. Lui ha preso i suoi applausi, però anche per lui non c'è stata l'ovazione. Nemmeno il pratone di Pontida infarcito di bandiere con Leone di San Marco e nemmeno l'Alberto Stefani sul palco con una candidatura in tasca riescono ad amalgamare le anime del Carroccio Veneto. Dall'estrema destra francese alle elegie di Charlie Kirk, fino alla Decima Mas da studiare a scuola. Da Salvini a Vannacci certi temi non vanno giù alla parte moderata del Carroccio, non solo quel bulldog marcato che di motivi di risentimento ne ha più di uno. Su temi sovranazionali, mondiali, ognuno può maturare le proprie convinzioni. Io su certi temi ovviamente non mi riconosco, non sono certamente un esponente di estrema destra. Noi siamo antifascisti e anticomunisti e se abbiamo una prospettiva di esistenza e di utilità nei prossimi anni è solo rimanendo legati al territorio. Ma Vannacci è, piaccia o meno, il vice Salvini e anche oggi, stringendo mani entusiaste a Venezia nel giorno in cui presenta la proposta di un patentino linguistico per gli stranieri che vogliono aprire attività commerciali in città, ribadisce il concetto che a Pontida ha sintetizzato con quel fermare il meticciato in Italia. Noi subiamo un'invasione giornaliera di gente che viene qua non perché sta scappando da guerra o da discriminazioni, ma perché viene qua per approfittare di uno stato sociale che noi ci siamo guadagnati con il sangue e il sudore dei nostri nonni, dei nostri padri. Marcato conviene sulla necessità di un'immigrazione regolata, ma il messaggio successivo non è secondario. Non possiamo far finta di non vedere che l'economia, per esempio del Veneto, e sfido chiunque di chi ci sta ascoltando a dimostrarmi il contrario, se noi dovessimo togliere gli immigrati è un'economia che crolla. Insomma, sembra esserci poco da spartire fra le anime in sofferenza del Carroccio, tranne forse un punto non poco cruciale, la guida di Palazzo Balbi. Abbiamo un candidato giovane, capace, che ha già dato dimostrazione della sua professionalità e quindi, per quanto formalmente non sia stato ancora designato, noi abbiamo grande fiducia che tra pochi giorni sarà lui a rappresentare tutto il centrodestra. Non ci sarà nessuna lista Vannacci allora alle regionali? Lei mi chiede di svelare le strategie prima che vengano applicate, non lo so. Lista Vannacci è ancora nel limbo come una candidatura di marcato, ormai agli sgoccioli di una pazienza esaurita. Io avrei le caratteristiche per fare il candidato alla presidenza. Vedere invece che c'è qualcuno dentro la Lega che ha dubbi sulla mia candidatura anche a consigliere regionale è abbastanza umiliante. Eventualmente l'ipotesi di candidarsi in maniera indipendente o con un altro partito? Beh, se la Lega non dovesse candidarmi lo faccio in 24 ore. La candidatura indipendente? Ah beh, certo. La Fondazione del Teatro La Fenice ha annunciato la nomina del maestro Beatrice Venezzi come nuovo direttore musicale stabile. L'incarico inizierà ufficialmente nell'ottobre del 2026 e proseguirà fino a marzo del 2030. La decisione è stata approvata all'unanimità. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.